L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Grazie a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buon pomeriggio. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà della radio. Io sono Antonino Danna, lei invece è la nostra padrona di casa, Laura Ravetto, che voglio ringraziare per questo martedì 31 marzo dell'anno del Signore 2026 alle 14:15 in questo momento. Ben ritrovata, Laura. Grazie moltissime, verrete con me a votare la fiducia, ve lo dico, perché a un certo punto siamo alla B, a un certo punto arriveremo alla R sul decreto energia e io dovrò andare a votare convintamente sì, verrete con me, ci sarà questa attesa di 5 minuti in cui non potrò parlare, ve lo dico già. Vabbè, noi siamo ampiamente contenti perché significa vedere lo Stato in azione, quindi tu ci porti direttamente in prima linea. Laura, allora, io cominciavo questa trasmissione, ti confesso il mio imbarazzo e il mio dispiacere, perché noi in questa trasmissione raccontiamo spesso di donne minacciate, abusate, violentate e così via. Bene, la donna minacciata di quest'oggi è la nostra Laura, purtroppo. Mi dispiace molto e per quel poco che vale hai tutto il mio affetto e la mia solidarietà. Grazie, vale molto. Ecco, perché il fenomeno del giorno ha ben pensato di scrivere a Laura in un post su Instagram, dopo averla vista in televisione, a parlare di immigrazione, guardati le spalle quando esci di casa, una roba del genere. Dopodiché Laura, che però chiaramente non poteva certo fare finta di nulla davanti a un tale sfoggio di idiozia, ha provveduto ad adire le vie legali, come si suol dire, giusto? Giusto, sì, anche perché il tizio non è uno, ma sono tanti. Cioè, se posso brevemente raccontare, intanto Prego. grazie della solidarietà. Io sono stata giovedì sera in trasmissione su una trasmissione di Canale 5 e ho detto una cosa secondo me assolutamente corretta, che secondo me la Lega deve portare avanti come sta portando avanti e auspicabilmente quando Matteo Salvini tornerà ministro dell'interno, magari il prossimo giro, secondo me va fatta come prima norma e l'ho detto al segretario. Cioè io sono firmataria di una legge che chiede la revoca della cittadinanza a chi commette reati gravi contro la persona o contro il patrimonio. Perché abbiamo tantissimi ragazzi naturalizzati in Italia. Cosa significa naturalizzato? Significa che dopo un po' di anni che sono qui e hanno i genitori che hanno acquisito la cittadinanza italiana, diventano italiani, i quali però si macchiano di moltissimi crimini, le cosiddette baby gang. E sempre in questa trasmissione hanno mandato il video di questo trapper baby gang, il quale è già stato condannato a 4 anni per rapina a mano armata, è stato condannato mi pare a 2 anni per una sparatoria in Corso Como. Il giudice incredibilmente lo teneva ai domiciliari, cioè un soggetto così è cittadino italiano e stava ai domiciliari, e diciamo ha ricommesso reato in violazione dei domiciliari e quindi adesso affronterà l'ennesimo processo. Allora io ho detto che persone così la cittadinanza va banalmente revocata, perché se tu sei così non sei degno di avere la cittadinanza italiana. Questo ha comportato, caro Antonino, che io da venerdì ricevo commenti al post, ma soprattutto messaggi nascosti da ragazzi islamici e non anche, ma soprattutto islamici e ragazze, ma soprattutto i ragazzi di una violenza. La cosa più normale che mi scrivono, lo dirò in radio, è molto volgare: troia, ce l'hai con gli immigrati. Questa è la cosa più normale, ma le minacce di morte che ricevo a me e alla mia famiglia.
Allora, vedi, fino a qualche mese fa avrei detto, vabbè, sono dei cazzoni, scusami, li blocco e basta. Ora no, ora li segnalo alla polizia postale e li denuncio. Sono avvocato, posso pagarmi le spese e lo farò, perché non possiamo più far finta di niente, Antonino, perché stiamo consentendo a queste comunità di aggregarsi, minacciarci e rovinare le nostre città e il nostro paese. Tu sai benissimo che io non sono razzista. Se queste comunità fossero di svedesi e ci minacciassero così, farei la stessa cosa. Combinazione però, sono tutti Burkina Faso, Marocco, tutti di queste etnie e tutti di fede islamica, quindi con un'idea delle donne molto, diciamo, particolare. Questa cosa diventa inaccettabile. O mettiamo un punto ora o lasciamo un paese alle future generazioni, tra cui, lo dico egoisticamente, anche a mia figlia, che a me preoccupa. Sì, io direi che tocca dare un esempio ed è il caso che tu lo faccia, perché non si può fare finta di nulla. Cioè, qui siamo oltre la contestazione politica, siamo oltre la differenza di opinioni. Qui siamo proprio all'imposizione, peraltro motivata da questioni religiose. E questo naturalmente dimostra 2 cose. La prima, c'è un certo modo di vedere una certa religione, segnatamente l'Islam, che evidentemente non è compatibile con la laicità della Repubblica. E la nostra è una laicità partecipativa, ma laicità partecipativa non vuol dire che le donne debbano essere apostrofate come troie o minacciate di morte se fanno le deputate o esprimono un parere in pubblico. Esatto. La seconda cosa che mi permetto di osservare è che qui abbiamo proprio travalicato il senso della libertà di espressione. La gente è convinta di poter parlare con chiunque, almeno attraverso uno schermo di una tastiera, senza assumersi alcuna responsabilità. Pensano che il web sia topolinea. Siccome non è topolinea, ma c'è il codice penale pure lì, a maggior ragione è bene che si dia un esempio. Terzo, io credo che questo esempio vada a vantaggio anche di tante donne che non si possono pagare l'avvocato o che non sono avvocate Esatto, e che subiscono esatto. tutto questo, come in un caso che racconteremo poi nel corso della trasmissione. Per cui, a maggior ragione, io credo che tu abbia preso una scelta A, definibile come saggia, ma B, anche come scelta di civiltà. A questo punto io ti pongo una domanda forse retorica. Le tue colleghe che militano dall'altro lato dell'emiciclo ti hanno detto qualcosa? No, no, ma io devo Apprezzo la anche dirti la risata. no, esatto, però devo anche dirti la verità. Io ho fatto il post non per farmi pubblicità su questa Mh. cosa, perché se no avrei dovuto pubblicare, ho ricevuto almeno 80, 90 messaggi di quel tenore. L'ho fatto perché, volevo prenderne uno per renderlo pubblico. Tant'è vero che questo signore mi ha scritto le scuse, si è spaventato subito. Anche io non volevo minacciarla, mi ha scritto subito dopo, perché hanno paura, quando sono mostrati in pubblico hanno paura. Quindi probabilmente questo è l'unico che risparmierò, perché mi ha chiesto scusa, perché ha dimostrato di essere un leone da tastiera, diciamo, no? Quindi forse non è neanche così pericoloso. Tutti gli altri però li denuncio. Quindi io non ho fatto questa cosa per cercare la solidarietà a sinistra, neanche a destra, perché poi non è che sono uscite solidarietà dai giovani della Lega, li ringrazio, li voglio abbracciare, hanno detto che faremo un'iniziativa insieme, e quindi figurati, però non era soltanto questo lo scopo, quanto proprio quello che hai detto tu, cioè ragazze, lo faccio per voi che non siete magari avvocati o che non potete permettervi l'avvocato, perché adesso andando a denunciare 80 non è una passeggiata, no? Ma io ho No. la possibilità di farlo, ci pago niente, nel senso pago le spese vive, perché il resto ci penso io che sono legale, ho la possibilità di farlo, quindi ho il dovere di farlo, perché io voglio che anche la polizia postale sia a conoscenza di questi profili Instagram, perché queste sono persone che magari per la metà sono solo dei pirla, ma magari per l'altra metà sono davvero pericolosi. Allora, se anche ce ne fosse uno solo pericoloso, ma grazie alla mia denuncia è stato attenzionato e quindi evitiamo che vada a fare un'altra sparatoria in Corso Como, beh, io sono contenta.
Beh, magari i colleghi dell'antiterrorismo scoprono che la polizia postale scopre che in mezzo a tutto sto mazzo di 80 presunti fenomeni c'è qualcuno che può interessare Esatto. loro e lo vanno a pigliare all'alba e poi gli fanno conoscere la magistratura italiana, per esempio. Sì, Chissà. sì, che poi la magistratura italiana, che poi per esempio nel caso di Trapper Baby Gang ha detto che i video di Baby Gang con le pistole finte, per carità, però con le pistole seduti sui pacchi che emulano i pacchi di droga è cosa artistica. Ora tu capisci che certe volte anche la magistratura italiana, secondo me, potrebbe fare dei passettini un po' più avanti. È quello che penso anch'io, anche perché visto che, siamo già in tema, a questo punto io mi raccordo con ciò che tu hai appena narrato per quanto riguarda le tue diciamo questi fenomeni che, vogliono fare i fenomeni con te e troveranno adeguata risposta. Intanto diciamo ai nostri ascoltatori 0292947222 il telefono è aperto, 340 670 9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp. E allora la prima notizia di oggi che arriva dalla Gazzetta di Reggio di stamattina, Reggio Emilia, no Reggio Calabria, che io mi confondo sempre, a Gattatico, provincia di Reggio Emilia, picchia la moglie incinta, la tiene segregata in casa. Arrestato e subito rimesso in libertà il marito di 19 anni. Picchiata, segregata in casa, minacciata con una katana al 7° mese di gravidanza, nonostante l'intervento dei familiari per difenderla. È stato il culmine di una spirale di violenza bloccata venerdì dal provvidenziale intervento dei carabinieri, che hanno arrestato il marito, 19enne, della giovane incinta. L'uomo deve rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, minaccia aggravata. La moglie, affidata alle cure dei medici, è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale di Montecchio, dove i medici le hanno riscontrato un trauma cranico lieve e policontusioni diffuse su braccia, gambe, viso, con una prognosi di 7 giorni. Pestare una donna incinta, complimenti, si fa per dire. Il 19enne le ha anche scagliato in testa una pentola d'acciaio. Botte e minacce per lei erano iniziate qualche sera prima, quando l'uomo l'avrebbe colpita a schiaffi e calci, per poi chiuderla a chiave in camera da letto, impedendole persino di mangiare. Al 7° mese di gravidanza e a soli 20 anni è stata costretta a subire ore di terrore prima di uscire a chiedere aiuto. Infatti la violenza è ripresa con ancora maggiore ferocia la mattina successiva. Al culmine di una lite, l'aggressore ha scagliato contro la moglie un'insalatiera e poi la pentola, colpendola alla testa. I familiari della donna sono accorsi nel tentativo di calmare gli animi, ma l'uomo, dopo aver ingaggiato una colluttazione col cugino della vittima, ha estratto una spada giapponese prelevata sopra un armadio, brandendola e minacciando di morte tutti i presenti. L'allarme al 112 lanciato, vi giuro, mi sembra di raccontare una favola, eppure è realtà. Pulp Fiction Davvero, sembra. pare una scena di Tarantino, cavolo. Che L'allarme al vergogna. 112, lanciato dai familiari rifugiatisi al piano superiore, ha permesso l'immediato arrivo delle pattuglie di Gattatico e Cadelbosco Sopra. Solo l'intervento dei militari ha posto fine all'escalation di violenza. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri intervenuti, la furia del giovane sarebbe scaturita giovedì sera per futili motivi, legati alla perdita di un voucher, da qui lo sfogo di una rabbia incontrollata. I militari al loro arrivo si sono trovati davanti a uno scenario desolante. L'abitazione era a soqquadro e la giovane donna visibilmente scossa, con evidenti segni di percosse. Con l'arresto del 19enne è scattato anche il sequestro della katana. E ora siamo al finale, sentite qua. A quanto s'apprende, il giovane è tornato in libertà dopo l'udienza di convalida in tribunale. Una circostanza che preoccupa non poco i familiari, che temono per l'incolumità della ragazza e degli altri componenti della famiglia. Io Cioè, sono senza parole. Ma tu sapessi io. ma ti rendi conto, questa la valutazione di pericolosità del soggetto che fanno psicologi, assistenti del giudice, il giudice, ma uno che picchia la moglie incinta a 19 anni, quindi un ragazzo giovane, per cui c'è ancora, diciamo, più grave, perché è nel pieno della sua lucidità mentale, quindi del suo convincimento, ma anche se non fosse lucido, ma lucido lo è, che minaccia tutti con una spada giapponese e tu lo metti in libertà. Cioè, è questo che ti dico e che ti dicevo prima, e ti ringrazio Sì. per questa testimonianza. Ma come può vivere quella ragazza? Poi vogliamo che le donne denuncino
Ma una denuncia e poi si vede ritornare il marito a casa? Questo è uno scandalo. Scusa, qual è il tribunale competente? Perché questa è una cosa da segnalare alla Aspetta che Commissione te lo Femminicidio. dico. Vediamo un po', Cadalbosco, bla bla bla. Vabbè, comunque fammelo Vai. sapere, perché questa è una cosa da segnalare alla Commissione Sì, Femminicidio. comunque è successo a Gattatico, Montecchio, Enza, Zone Matildi, che è il dorso della Gazzetta di Reggio Emilia, quindi sarà probabilmente a Reggio Emilia, alla Procura di Reggio Emilia, non lo so. Sì. Allucinante. Comunque il Incredibile. giornale ce l'hai, che te l'ho mandato stamattina, quindi ce l'hai su WhatsApp. Sì, assolutamente. Dopo guardo e valuto una segnalazione alla Commissione Femminicidio. Cioè è una cosa scandalosa. Ricordami la provenienza di questo ragazzo di 19 non c'è anni. scritto da dove arriva, nel pezzo si omette accuratamente. Ecco, anche questa è una cosa che non sopporto, così come ovviamente va denunciata, sanzionata, studiata, condannata ogni azione messa in atto da cittadini italiani da 25 generazioni, come ad esempio l'uccisione della quasi uccisione, grazie a Dio non è stata uccisa, della maestra a Bergamo. Non ho capito perché nei confronti invece degli immigrati ci deve essere la cautela, perché altrimenti si alimenta il razzismo. No, ma scusate, ma dov'è che si alimenta il razzismo? Qua si sta coprendo la verità, e la verità è che l'8,9% della popolazione immigrata compie più del 50% di tutti i reati di abusi sessuali verso le donne. E la verità è che le denunce dei reati sugli immigrati di seconda generazione hanno superato dal 2022 le denunce dei reati commessi da ragazzi italiani da generazioni. La verità è che abbiamo un aumento dei reati commessi dai ragazzi di seconda generazione immigrato ogni anno del 10%. Perché non dobbiamo dirle queste cose? Perché non devono essere messe sui giornali? È uno scandalo. Pienamente d'accordo con te. Aggiungerei una cosa. Magari può sembrare una domanda retorica, ma Dio non voglia questo signore fa la pensata di tornare a casa e finire l'opera, dopo che si fa? Facciamo il funerale, viene il vescovo, i palloncini, che non accada mai più, tutti con il segno rosso Esatto. qua sullo zigomo e abbiamo risolto il problema? Esatto. No, io sono incredula, lo dico sempre, possiamo fare tutte le leggi migliori del mondo, ma se poi non vengono attuate con sensatezza non serve a niente. Non posso che essere d'accordo. Senti, ti chiedo un momento di pausa, poi torniamo, anche perché c'è Lisetta che ci aspetta al telefono. Anzi, Lisetta, Fantastico. se vuole richiamare, siamo qua. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Di nuovo a voi la linea.
Grazie Natalia, ricordiamo 0292947222 se volete telefonare, oppure 340 670 9659. Questa è sempre l'altra metà della radio. Laura Ravetta, Antonino Danna al microfono con voi. Ecco, appunto, visto che la citavi la professoressa, io ho qui Il Tempo di stamattina: Bergamo, la prof accoltellata, salva per il coraggio di un alunno tredicenne. La lettera della docente di francese Chiara Mocchi, il ministro Valditara: ci ho parlato, sta molto meglio. La professoressa appunto Mocchi racconta tutto questo e dice: solo il coraggio immenso di un altro mio alunno, e anche lui tredicenne, che mi ha invece difesa rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio. Una potentissima emorragia, quasi 1,5 litri di sangue perso in poco tempo, un fendente arrivato a mezzo millimetro dall'aorta, un foulard premuto al collo, le mani tremanti di chi mi soccorreva, quel torpore che avanzava rapido mentre la luce intorno a me diventava ombra e l'ombra diventava Dio. Poi dal cielo è arrivata l'eliambulanza del servizio Blood on Board. Mi hanno caricata in un istante. Nel momento del decollo ho visto dall'alto le finestre della mia scuola, prima vuote, poi improvvisamente riempirsi dei volti dei miei amati ragazzi. Però c'è Lisetta al telefono, Laura. Sì, pronto? Lisetta, buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Allora, solidarietà all'avvocato Ravetto per tutto quello che riceve, però oggi volevo parlare, visto che siete andati nel campo dei giovani, appunto dei giovani italiani, dei nostri giovani e non degli extracomunitari. Allora, i giovani per me sono il nostro futuro, in via di estinzione però, Il problema principale per i giovani in Italia è che ormai, secondo me, sono diventati, da quello che si legge anche che leggo io in biblioteca, una specie in via di estinzione. Gli indici di natalità infatti sono in calo continuo, ormai prossimi allo zero, mi sembra, mentre l'età media cresce sempre di più. E poi devo aggiungere, l'immigrazione costituisce un fenomeno costoso per l'Italia, ma soprattutto, dico io, quella che riguarda gli italiani, in particolare i nostri giovani che vanno altrove. D'altronde siamo il paese con la componente più elevata di NEET in Europa, dopo la Romania. I NEET sono i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. In Italia oltre 1 milione, per questo motivo è importante secondo me occuparsi maggiormente dei nostri giovani, che non sono solo in calo, ma rischiano di estinguersi, e insieme a loro rischiamo di estinguerci anche noi, dico io. Di certo rischiamo di perdere il futuro, perché i giovani sono il nostro futuro secondo me, e se i giovani se ne vanno altrove, anche il nostro futuro se ne va altrove. Io vi saluto e buona Pasqua e Pasquetta a tutti e due. Tanti cari auguri Lisetta. Laura, Grazie. prego. Grazie Lisetta, sì, tu hai perfettamente ragione, verissimo. Anche un pochino il voto sul referendum in qualche modo secondo me ha dimostrato paradossalmente che il centrodestra sui giovani deve aprire una linea di comunicazione migliore, perché secondo me il voto del no è stato tanto un voto giovanile e onestamente non credo che i giovani sappiano benissimo cos'è la separazione delle carriere. Temo di più che abbiano fatto un voto così ribelle, magari sul posizionamento internazionale che loro vivono in maniera anche talvolta un po' ideologica, quindi sicuramente noi dobbiamo aprire un canale di comunicazione oltre che investire con i giovani. Io sono d'accordo, però cara Lisetta, io temo che il problema vero qua sarà che i nostri giovani non ci saranno più, perché se tu ti fai un giro alla Mangiagalli e fai il calcolo di quanti bambini nascono al giorno e poi vai a vedere quanti sono i bambini che nascono da famiglie italiane da più di 4 generazioni e i bambini che nascono da immigrati di prima generazione qua, e tu vedi un rapporto del 80-20, e questa cosa è secondo me la vera preoccupazione che ho. Cioè noi stiamo subendo un inverno demografico in questo paese e nello stesso tempo la sinistra ha fatto entrare troppe persone di altre etnie, e questo rischia secondo me di trovare uno sbilanciamento importante sul nostro territorio di situazioni culturali non compatibili, perché come diceva Antonino, non è che l'Islam non è compatibile con il cattolicesimo, è che l'Islam non è compatibile con la laicità dello Stato.
perché l'Islam intende la religione come pregnante in tutto e superiore a tutto, anche alla legge, e questo noi non lo possiamo accettare. Quindi la mia vera preoccupazione, benissimo, abbiamo un tema dei net, ma il mio problema è che domani non abbiamo neanche i net se continuiamo così. Abbiamo più i Maranza che minacciano, che spaccano il naso alle fidanzate e cose del genere. Esattamente, esattamente. E il problema è che purtroppo non si capisce questo fatto, proprio perché grazie al fatto che che viviamo in una società laica, noi non capiamo che cosa significa una società nella quale la religione è anche diritto, la religione è anche politica, perché badate bene, quando la religione si mescola con la politica diventa la miscela più esplosiva che ci sia in giro, altro che le bombe atomiche. Perché una miscela del genere è in grado di scardinare una società sin dalle sue fondamenta. L'Iran è questa cosa qui dal 1979 proprio grazie a questa miscela di politica e religione. Lo vedete, c'è una guida suprema che è un religioso, il quale di fatto ha il potere totale, e poi c'è un Parlamento eletto, c'è un sedicente Presidente della Repubblica, che non contano assolutamente niente rispetto alla figura della guida suprema, che poi non si sa nemmeno se sia viva o meno, e che non conta assolutamente niente rispetto a tutto ciò che è la società iraniana. Una società nella quale la polizia per strada può tranquillamente prendere a calci nel culo una donna se le spunta un ciuffo di capelli fuori dal velo. Questo è il fatto. Voi volete vivere in questa società? Se volete vivere in questa società, allora fate come fanno quelli che sono andati avantieri dalla Cisinta a Monfalcone, quei ragazzi a dire ma noi siamo per il dialogo, siamo per condividere, siamo per un mondo più giusto, più bello e vogliamo la pace nel mondo. E quello lo vorremmo tutti. Il problema è che c'è qualcuno che oltre alla pace nel mondo vuole la pace eterna. Prego. Esattamente. Ecco, quindi valutate anche questo, perché è una sfida culturale che è stata lanciata a questo Occidente. E questa sfida culturale noi non la vinceremo con i girotondi o con i gessetti. Vorrei che vi fosse molto chiaro questo, molto chiaro. Tornando alla nostra rassegna stampa, appunto, parlavamo della prof che è stata accoltellata. Io tra l'altro osservo la lettera che è stata resa pubblica dalla famiglia del ragazzino accoltellatore, lettera scritta dall'avvocato, anche perché nessuno nella vita comune parla di profili di qualcosa. Profili di qualcosa lo trovi nelle sentenze e nelle decisioni della Corte Costituzionale. Ma detto ciò, cosa dicono? Dicono, vabbè, però nostro figlio molto probabilmente abbiamo il sospetto che sia stato traviato e manipolato da qualcun altro. Ora, a me torna in mente la buonanima di Pierpaolo Pasolini quando nella sua ultima intervista disse che a tutti noi farebbe comodo addebitare la violenza a una causa esterna. Come a dire, vabbè, siccome lo hanno traviato, via, non è che è colpevole. Però intanto quello che ha preso il coltello e gliel'ha affondato nel petto alla prof è lui, non è quello che l'ha manipolato. C'è sempre questa gara a cercare di non so nemmeno società, io che cosa, insomma. Il sistema, la società. No, io, guarda, per carità, ho imparato, soprattutto da quando sono genitore anche io, a non giudicare la capacità genitoriale, perché ho visto genitori molto impegnati, molto seri, molto bravi, che si sono trovati a affrontare dei problemi con i figli nonostante un'attenzione importante, però ecco, diciamo che sicuramente i social sono un gran problema, Telegram sarà un gran problema, però un genitore non può deresponsabilizzare un figlio. Io non so cosa abbiano detto questi genitori, non sto dicendo che loro lo stiano deresponsabilizzando, però sicuramente qua c'è una responsabilità gravissima, sicuramente l'utilizzo dei social è un tema, però non possiamo utilizzarlo come alibi. Cioè qua siamo di fronte tra l'altro a una forma di premeditazione importante e probabilmente anche a una situazione dove un ragazzo così sarebbe voluto andare oltre, addirittura mi pare nell'uccisione degli stessi genitori, se non nell'avvio di cose anche gravi per la popolazione in generale.
Quindi sicuramente dobbiamo interrogarci sul ruolo dei social, ma senza creare deresponsabilizzazioni. Tra l'altro lui era ben conscio del fatto di non essere penalmente perseguibile perché è tredicenne, al che io mi immagino che la storia come finirà? Finirà con una ramanzina di una qualche autorità, finirà con una lettera di scuse, tarallucce e vino, e andiamo avanti così. Beh, non imputabile non significa che poi non venga, diciamo, in qualche modo inserito in percorsi di controllo per i minori. Per fortuna, diciamo, il nostro non è un sistema che, poiché non sei imputabile, ti lascia liberamente andare al bar e scorazzare per strada. Sono abbastanza sicura che in un caso come questo ci saranno forme di, non dico repressive, ma insomma sicuramente di controllo alto e anche di trattenimento. Me lo auguro perché tra l'altro voglio dire, pare che questo parlasse con un 17enne pirla che oltre a dirgli se mi mettessi in mezzo io passerei i guai perché sono imputabile, però l'unica cosa che ti dico ti suggerirei di non fare questa cosa. Ora, uno che si trova davanti un tizio che progetta di accoltellare la prof di francese e non va dai carabinieri a dire guardate che c'è questo online che fa sti discorsi, non mi pare che sia tanto responsabile. 17 anni, l'anno prossimo questo c'ha 18 anni, vota, può prendere la patente, può decidere della sua vita. Cioè, ma è mai possibile che qui viviamo in un'adolescenza perenne, nessuno è responsabile degli altri, nessuno è responsabile di se stesso? Nel frattempo io ho votato sì, sono passata sotto al banco con... stavi guardando, scusa, c'è un collega che mi guarda male le ballerine, sono in radio, sei in diretta, non ti piacciono le mie ballerine? E scusate, insomma, diciamo, un sorriso tra tante tragedie, nel frattempo appunto ho votato. Sì, assolutamente, la cosa gravissima è che questi, poi sai, no, come si crea il fenomeno del gruppo, no? 17enni, 13enni, non lo posso fare io, è chiaro che i social amplificano tutte delle aggressività che probabilmente poi fortunatamente pochi sono in grado di mettere in atto, però intanto la situazione è sicuramente problematica e va sicuramente affrontata. Mi pare che Val di Tara sia con l'avvio di corsi di comunicazione interna alle scuole, di educazione al rispetto, di limiti nell'utilizzo dei social, stia facendo molto bene in tal senso. Poi è chiaro che questo è un problema mondiale, hai visto in Giappone hanno addirittura vietato i social a tutti. Ecco, io non penso, io rimango un'accanita liberale, non vorrei arrivare fino lì, però ecco, sicuramente c'è un tema mondiale su questo. Decisamente. Senti, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione, ancora il numero è 0292947222, il telefono è sempre aperto per tutti voi. Ecco, l'altra notizia arriva dal Corriere della Sera. Uccisa dal fidanzatino, gli SOS a ChatGPT, come posso uscirne? Piacenza Aurora aveva 13 anni, lei è la più giovane vittima in Italia di femminicidio, tra l'altro qualcuno di voi se lo ricorderà, il fidanzatino, chiamiamolo così, l'ha buttata giù dal 7° piano di un palazzo. E allora scrive il collega Alfio Sciacca, sembra di vederla nella sua cameretta mentre interroga ChatGPT. Domande del tipo: come distinguere un amore vero da uno tossico? Cosa devo fare? Secondo te dovrei lasciarlo? Aurora era perfettamente consapevole di essere finita dentro una relazione asfissiante con un fidanzatino di 2 anni più grande, possessivo e ossessionato dal controllo. Voleva uscirne Aurora e angosciata chiedeva consigli persino all'intelligenza artificiale. Non è dato sapere quali risposte abbia ricevuto, nulla comunque che sia servita a sottrarla al suo tragico destino. Come spesso capita, la mattina del 25 ottobre del 24 era andata all'ultimo appuntamento col fidanzato. S'erano visti al solito posto, un locale al 7° piano del palazzo dove abitava a Piacenza, ma lui era arrivato con un cacciavite in tasca e dopo un'accesa discussione l'aveva buttata giù, mentre lei cercava disperatamente di restare aggrappata alla ringhiera. La tragedia di Aurora è nota, come la condanna a 17 anni inflitta al fidanzato lo scorso 3 novembre. Ora sono state rese pubbliche le motivazioni della sentenza del Tribunale per i minori di Bologna, dalle quali viene fuori anche quella disperata richiesta d'aiuto all'intelligenza artificiale di una ragazzina vittima del parossismo di possessività e gelosia di un fidanzato che le diceva: se non sei mia non sarai di nessun altro.
Dalle chat, sia con l'imputato che con l'intelligenza artificiale ChatGPT, si legge nelle motivazioni, risulta che lo stesso imputato minacciava Aurora, che era possessivo e geloso, violento con lei, e di come lei temesse per la propria incolumità, ma temesse anche le sue reazioni sconsiderate, qualora lei lo avesse lasciato. Per i giudici tutti i testi sentiti nel processo appaiono attendibili, così come attendibili appaiono le confidenze di Aurora a familiari, amiche ed educatrice. Aurora appare attendibile anche quando, con estrema franchezza, descrive la propria situazione all'intelligenza artificiale ChatGPT per comprendere come comportarsi in quella delicata e soffocante situazione. Aurora aveva capito di essere a rischio per via di quella relazione tossica, in un'alternanza di dichiarazioni d'amore e minacce. Da qui l'aggravante di stalking contestata al fidanzato, oltre all'omicidio. Schiaccianti inoltre le prove che sia stato lui a lanciarla nel vuoto volontariamente, mentre l'ipotesi della caduta accidentale appare marginalizzata nel campo dell'assolutamente implausibile e inverosimile. Aurora aveva accettato l'ultimo appuntamento nel tentativo di mantenere rapporti non conflittuali ed evitare le sue esplosioni d'odio incontrollabile, mentre lei aveva già deciso che l'avrebbe uccisa, mentre lui aveva già deciso che l'avrebbe uccisa, organizzando quell'incontro e approfittando di esso per mettere in atto il suo piano. Eppure la sentenza non gli è stata contestata, nella sentenza non gli è stata contestata la premeditazione, anche se è arrivato armato e qualche giorno prima aveva confidato a un amico che voleva uccidere Aurora. Nelle motivazioni gli stessi giudici definiscono sinistri i messaggi che le mandava nei giorni precedenti. Domani ultima volta, poi mai più. Ti prometto che dopo l'uscita di venerdì non ti cercherò mai più. Ma sì, voglio dire, e gli adulti dov'erano in tutto questo? Sì, ripeto, mi fa riflettere come madre perché spero di non trovarmi mai in una situazione in cui c'è una tale incomunicabilità con mia figlia, per cui mia figlia è costretta a chiedere a ChatGPT. Non me la sento di esprimere un giudizio sui genitori e sto leggendo un libro bellissimo sulla preadolescenza, perché mi preparo, la vista a 8 anni, sono un po' diciamo anticipata, ma mi preparo, perché è un periodo complicato sulla comunicazione, però certo fa riflettere che una ragazza non trovasse in un'amica, in un insegnante, perché poi non c'è solo i giovani, no? Ci sono tanti modelli adulti che gravitano intorno ai ragazzi, non trovasse qualcuno a cui chiedere, ma secondo te è amore o non è amore questo? Questo ecco denota un fallimento importante nel nostro sistema e quindi sicuramente fa riflettere su come migliorare. Noi come politici, obiettivamente io come responsabile del Dipartimento Pari Opportunità, con le mie ragazze sui territori abbiamo spessissimi incontri col giovanile, con le ragazze giovani su questo tema, però è chiaro che, sai, i giovani che gravitano intorno ai partiti sono già dei giovani che, anche degli altri partiti, per carità, hanno già una conoscenza un po' più profonda dei sistemi sociali, quindi non hanno tanto bisogno di questo aiuto, sono già molto ben inseriti. Quindi il tema nasce proprio dove non c'è l'aggregazione. Sicuramente non ha aiutato Covid, perché questo ha reso tutto digitale, no? Se ci pensiamo, no, Antonino, nel 2020 questi ragazzi hanno capito che potevano fare la ginnastica via internet, Sì. la scuola la facevano via rete perché era tutto chiuso, Sì. con gli amici si facevano le chat via internet. Purtroppo questa cosa ha ancora di più enfatizzato il fenomeno, no? E quindi le aggregazioni sono sempre meno. Quindi dobbiamo sforzarci di riuscire a dominare queste reti in modo da avere anche le segnalazioni. Cioè io penso a un sistema dove, ma non posso farlo io, quando ChatGPT abbia certe domande, mi picchia, è giusto oppure no, o richieste di come suicidarsi, o richieste, insomma, problematiche, sarebbe bello ci fosse una modalità per cui possono essere, naturalmente nel rispetto della privacy dei minori, ma in qualche modo delle segnalazioni, delle raccolte per, nei casi più gravi, dare la possibilità di intervento. È sempre molto delicato come argomento, perché da una parte c'è il rispetto del singolo, della famiglia,
dall'altra però c'è un tema ovvio, vero, che oggi sempre di più ci rivolgiamo ai social e ci rivolgiamo alla rete per esprimere i nostri sentimenti, le frustrazioni e le richieste. E purtroppo nella rete non ci sono regole. Quindi tu non sai di là chi ti darà la risposta, se magari enfatizzerà la violenza, se magari ti procurerà una spirale depressiva o altro. È una sfida, e la vera sfida, insieme all'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, questa è la vera sfida culturale che ha il mondo, io direi. Decisamente. Senti, chiudiamo con la good news di quest'oggi, che arriva dritta dritta dalla Gazzetta di Modena. Sport e violenza di genere, la prevenzione inizia qui. Modena Hoops, donne e giustizia, insieme per un obiettivo comune. Proponiamo incontri ai giovani atleti su rispetto e consapevolezza. Modena Hoops, la neonata società di basket con diverse squadre femminili e una maschile, e Donne e Giustizia, che opera sul territorio modenese da oltre 40 anni, annunciano una collaborazione volta a sensibilizzare e informare i giovani modenesi, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sul tema della violenza di genere e sulla tutela e il rispetto delle donne. Tre amici modenesi, professionisti del basket, hanno deciso di proporre una visione diversa di come vivere lo sport. Così descrive la nascita della società Marco Gatti, uno dei 3 fondatori di Modena Hoops. Tra gli obiettivi della società, oltre alla crescita sportiva, gioca un importante ruolo la crescita personale di ogni singolo atleta. Lo sport, infatti, secondo Gatti, deve aiutare a capire, lavorare e accettare. Lo sport insegna a comprendere i propri errori e limiti, a realizzare che solo attraverso l'impegno si può migliorare e vivere l'errore come momento di crescita. Donne e Giustizia invece è un'associazione di avvocate, psicologhe e mediatrici familiari che fornisce servizio di consulenza legale e psicologica. Tutti i servizi sono gratuiti perché le professioniste sono volontarie, spiega Giovanna Zanolini, avvocata presidentessa della fondazione. L'ambito in cui noi interveniamo è tutto il diritto di famiglia, per cui operiamo con familiariste, giuslavoriste, avvocati penalisti. Entrambe le società credono fermamente nella nuova generazione, per questo, tramite incontri rivolti ad atleti e genitori, vogliono trasmettere i valori del rispetto e dare consapevolezza sui temi di legalità e convivenza civile. Bella Direi che iniziativa, complimenti. Tra l'altro mi viene una nota, avrai visto che le organizzazioni internazionali hanno finalmente statuito per regolamento che negli sport femminili possono gareggiare solo le donne, cioè le donne di nascita. Di fatto è la proposta di legge che ti ricorderai ho depositato un anno fa e che quindi adesso necessariamente verrà recepita, immagino, anche da tutti gli organismi nazionali, quindi anche dal nostro CONI. Quindi non c'è più bisogno della proposta Ravetto, mettiamola così, dai, poi un po' ironicamente. Ma dai, senti, io ti voglio ringraziare come ogni Grazie martedì. Buona Pasqua. Anche a te. Buona Pasqua a tutti Grazie. quelli che ci ascoltano. Grazie Elisetta dei tuoi interventi. Ci aggiorniamo dopo Pasqua. Un bacio a tutti, anzi dopo Pasquetta. Arrivederci. Esattamente. Arrivederci, noi ci salutiamo con Malika Yane, Telefonami del 2021. Grazie per essere stati con noi. Tra poco alle 16 Pop Economia Rumore Alessandra Mori, e poi alle 18:15 il sottoscritto con Zoom e Scuola di Magia alle 18:30 Claudio Borghi Aquilini. Grazie a tutti, a più tardi. C'è un ricordo che porta il tuo nome ogni tanto.